Ben ritrovati a Friuli in diretta, segue adesso lo spazio con l'approfondimento politico insieme ai nostri due ospiti. Do il benvenuto innanzitutto qui in studio a Stefano Salmè, consigliere, buongiorno, consigliere comunale e capogruppo di Liberi Elettori o Amo Udine, e un buongiorno alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Rosaria Capozzi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito e saluto il consigliere Salmè che è in studio e tutti coloro che ci seguono da casa. Vorrei insomma un pochino stimolarvi al confronto rispetto allo sviluppo del territorio, partendo ovviamente dal territorio di Udine e poi allargando lo sguardo più in generale all'intero territorio regionale. Su Udine l'abbiamo visto, si sta discutendo molto del centro città, di come rivitalizzarlo, di come sostenere il commercio, la presenza insomma di turisti e della popolazione. Si è tanto discusso di questa zona a traffico limitato. Abbiamo visto le ultime insomma novità sul confronto avuto tra l'amministrazione comunale e una parte di commercianti appunto della zona di Piazza 20 Settembre limitrofe. Ci sono stati dei punti di incontro, ci sarà nei giorni di mercato, in particolare la ZTL sospesa nell'area di Piazza 20 Settembre, c'è stato insomma l'accordo per un aumento, un intervento per i parcheggi, per aumentarne di una quarantina almeno. ZTL contro cui lei, Salmè, si è più volte dichiarato contro, ha raccolto anche una petizione, circa 800 firme, ha consegnato questa petizione. Come commenta dunque gli ultimi passi fatti per il centro città con questa disponibilità dei palazzi? Allora, detto che io ritengo la ZTL un errore, chiaramente l'amministrazione comunale ha avuto un mandato elettorale e quindi lo porto avanti e questa è la normale dialettica democratica. Dopodiché le proposte che sono state fatte proprio dall'amministrazione in riferimento a questo tavolo con questo comitato di commercianti sono assolutamente positive. Io stesso le avevo proposte. Chi va a prendere i giornali si ricorderà che quando fu estesa la ZTL fui io il primo a dire ma durante i giorni di mercato non ha alcun senso fare. In questi studi ho più volte affermato che andava almeno mitigato il problema facendo una ZTL a fasce orarie. Quindi io sono assolutamente contento di questo accordo e anche del fatto di trovare nuovi parcheggi che potrebbero un po' compensare. Però io ieri ho detto in commissione che non si può procedere in questo modo, ossia quando la Giunta voleva pedonalizzare Piazza Garibaldi si è presa come giustificazione il fatto che i docenti e in particolare la Presi delle Manzoni fossero favorevoli. Sì, ma c'è un fatto che Piazza Garibaldi è di tutti gli udinesi, non è nemmeno soltanto dei residenti, è di tutti gli udinesi, per cui non si può giustificare prendendo, e l'accordo di ieri è secondo me un altro piccolo passo falso, perché quei commercianti, e ribadisco, sono a favore e contento di quell'accordo, ma rappresentano qualche decina di commercianti. Noi non possiamo andare avanti con degli accordi settoriali che riguardano soltanto alcuni pezzi di territorio. Dobbiamo avere una visione d'insieme della città che può avere soltanto legittimamente il Consiglio Comunale. E questa è una cosa assolutamente importante. È vero anche che non si riuscirà mai a mettere al 100% tutti d'accordo. La preoccupazione anche su Piazza Garibaldi, nell'ottica di farla vivere dall'intera popolazione, è quella poi di non lasciarla come una piazza vuota, sostanzialmente priva di iniziative. Qui entra in gioco poi la sinergia che devono creare anche. Io dico soltanto. Perché si guardava anche a Piazza 20 Settembre, no? In cui c'è chi ha rimarcato ci sarebbe la necessità di renderla più vivibile, al di là del mercato. Mi limito al fatto che una giunta non può parlare soltanto con un comitato o dei docenti, ma deve rivolgersi all'intera cittadinanza, perché quelle piazze così importanti per la città sono di tutti gli udinesi. Lei, consigliera Capozzi, come sta guardando a questa situazione relativa al centro di Udine, centro città, che però è una tematica che poi si ripercuote alle scelte che altre amministrazioni si troveranno a fare anche nell'ottica, no, dell'intermodalità, di una mobilità più sostenibile, su cui anche insomma, si discute tanto a livello nazionale e anche c'è il confronto europeo. Beh, noi siamo d'accordo rispetto alla creazione di zone a traffico limitato
e questo per i benefici che indubbiamente può portare non soltanto ai cittadini ma anche ad una riqualificazione della città stessa. Parliamo di un miglioramento dell'aria, di un'incidenza minore in termini di incidenti e quindi maggiore sicurezza per i cittadini stessi, però comprendo anche quelle che sono le preoccupazioni da parte dei commercianti e qui mi trovo d'accordo con il consigliere Salmè che quando si interviene in maniera così importante su zone della nostra città bisognerebbe procedere con tavoli di lavoro dove siano coinvolti tutti i portatori di interesse. È chiaro che mi trovo anche d'accordo l'accordo che è stato stipulato con i commercianti, perché se vengono espresse delle necessità, quelle necessità devono essere ascoltate. Però trovo anche il dibattito abbastanza ideologico, perché questa mattina leggevo anche con assoluta simpatia il motto di quella che è oggi l'opposizione, ovvero procedere provando e sbagliando, qualcosa del genere. È la stessa che quando io stessa ero consigliera comunale procedeva con lo stesso modus, e ricordo ai cittadini che ci seguono da casa quello che è accaduto in via Mercato Vecchio, dove l'allora sindaco Fontanini prima rese percorribile via Mercato Vecchio con la relativa segnaletica stradale che aveva presupposto anche in quel caso dei costi, per poi arrivare alla pedonalizzazione, e anche in quella situazione i commercianti erano del tutto in disaccordo. Io infatti oggi chiederei a quei commercianti che levarono le barricate qual è la loro considerazione oggi rispetto a quella che è un'area importante della nostra città che è stata resa pedonale e che ha restituito uno spazio importante ai nostri cittadini, e secondo me che ha dei risvolti economici importanti anche per quelle attività commerciali. Ma aggiungo un ulteriore dettaglio. A mio avviso andrebbe fatto un ragionamento d'insieme, perché è chiaro che se si interviene con delle pedonalizzazioni che anche noi del Movimento 5 Stelle ritenevamo forse dovevano essere fatte in maniera più graduale, anche per consentire ai cittadini di accogliere con favore appunto queste proposte, che comunque rispondano ad un disegno politico di chi è in questo momento al potere e di chi come noi ha sostenuto appunto questa amministrazione. Però secondo me la visione va allargata ad altri aspetti, come ad esempio il commercio, perché il commercio risente di una crisi latente che non dipende né dalla creazione o meno di una ZTL. Abbiamo una concorrenza che è rappresentata tanto dai centri commerciali ma anche dai negozi online, e quindi bisogna fare dei ragionamenti su come spingere il commercio anche dei negozi di vicinato, o ancora per rendere più attrattive le ZTL, quindi spingere i cittadini a frequentare le nostre aree a traffico limitato, e questo si traduce anche in un maggiore introito per gli stessi commercianti e per una maggiore usufruibilità di quegli spazi da parte di tutti noi. Prego, consigliere Salmè, desidera aggiungere? Tra l'altro le rilancio già anche il tema, la stampa lo riportava, nell'arco di un decennio sono state almeno 100, se non ricordo male, le serrande che si sono abbassate nel cosiddetto salotto buono della città, proprio nelle vie più centrali, e anche questo porta a una riflessione, porta a capire chiaramente come affrontare anche queste diverse dinamiche negli acquisti, di cui faceva cenno anche la consigliera regionale. È vero che c'è il commercio online, è vero che ci sono i centri commerciali, però c'è un saldo negativo di 100 imprese commerciali. La consigliera Capozzi non si ricorderà questo, ma quando lei parla che i cittadini si sono riappropriati di via Mercato Vecchio con la pedonalizzazione, io ero ragazzo, ero bambino, via Mercato Vecchio era strapiena di gente, facevamo le vasche, che ci sono comunque, c'è il passaggio pedonale, sotto gli archi, voglio dire, no? Nei porticati era veramente pulsante quella via, che la pedonalizzazione non ha portato alcun giovamento. Bella,
più bella, ma non si può dire che adesso gli udinesi si sono riappropriati. Ma detto questo, solo per dire che ormai è un capitolo chiuso, anche se il fatto che non ci passino gli autobus è un grandissimo problema per la popolazione anziana, e io ho dei casi personali, ognuno di noi sa di persone anziane che non vanno più in centro perché non passa più nell'arteria principale la linea dell'1. Ma a parte la retorica... Sono state poi comunque date anche delle novità su 2 nuove linee, anche lo guardiamo già attraverso però le pagine. volevo dire, adesso mi estraneo da questa affermazione, dall'ultima affermazione che era soltanto un inciso. Il punto, vede, adesso si parla di fasce orarie per la ZTL in piazza 20 settembre, non sarà mica un problema principale, sono stato io il primo a dire bisogna farla, ma bisogna, cioè se si vuole affrontare il problema in Consiglio Comunale, che è l'unico consesso che rappresenta l'interesse generale collettivo nel suo insieme, bisogna immaginare delle fasce orarie dalle 18 alle 8 di mattina, e magari bisogna pensare anche a una fascia oraria durante l'ora di pranzo. Solo in questo modo affrontiamo tutti i piccoli, grandi problemi di tante categorie, perché non sono solo i commercianti, sono le mamme che vanno a portare i figli a scuola, sono i residenti che non hanno un garage, sono tante categorie di persone, e da questo punto di vista il sindaco ha fatto bene a prendere tempo e parlare di primavera, perché le sperimentazioni servono a questo. Si individuano i problemi e ci si prende il tempo sufficiente ad affrontarli tutti. Quindi fasce orarie più complesse in tutte le ZTL della città. E infine, se noi vogliamo arrivare a questo risultato di una ZTL, diciamo, sopportabile per tutti, non soltanto per quelli che la volevano, una minoranza, bisogna arrivare a un patto di sistema complessivo per i prossimi 10 anni. Perché sa qual è il vero problema della città? Che ogni volta, l'ha ricordato prima, anch'io ero sostenitore dell'apertura di Via Mercato Vecchio e lo rivendico, ognuno ha le sue opinioni, sono tutte legittime, ma il problema è che qui cambiano le giunte, cambia il colore politico e la città viene modificata ad ogni giunta. Ma se uno vuole investire nel centro storico e ha questo problema di non sapere se quelle regole dureranno 2 anni, 3 anni, 5 anni o 10 anni, non investe in centro storico. Allora noi abbiamo bisogno di un patto di sistema che comprende maggioranza, opposizioni, perché non c'è solo l'opposizione di centrodestra ma c'è anche la nostra di liberi elettori, che comprende la Camera di Commercio e le principali categorie economiche, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato. Se facciamo un patto di questo tipo e diciamo agli imprenditori, agli investitori, guardate che per 10 anni non si cambieranno le regole, beh, di sicuro miglioreremo le cose. Lo ritiene fattibile, consigliera? Ma sul fatto che le politiche di intervento siano a lungo termine sono piuttosto d'accordo, perché assistiamo all'alternarsi di forze politiche che poi demoliscono quanto fatto in precedenza. Ci vorrebbe la lungimiranza di continuare anche quello che di buono viene fatto. E per quanto riguarda le ZTL, sicuramente una chiave di volta può essere, c'è sicuramente la creazione di nuovi parcheggi che andrebbero un po' a rendere accettabile anche per chi la vede ancora con sospetto, appunto la creazione di nuovi posti auto, che in questo momento mi pare siano piuttosto congestionati, ecco. C'è anche, appunto, lo ricordo vedendo assieme la doppia pagina del Messaggero Veneto, il tema di nuovi autobus previsti in centro, 2 nuove linee attive entro fine anno, la prima con capolinea largo Ospedale Vecchio, la seconda con piazza San Cristoforo. Dunque anche il tema del trasporto pubblico locale, portare il più possibile in vicinanza del centro, un tema sentitissimo, e anche su questo si è parlato chiaramente molto, e molto sentito, e anche si guarda molto allo sviluppo di Borgo Stazione, chiaramente il quartiere delle Magnolie. Anche qui abbiamo fatto un po' il punto con i controlli che sono stati sviluppati, continueranno a esserci in quell'area della città di cui si guarda al futuro, no? Alla prospettata riqualificazione. Rispetto appunto alle volontà emerse anche in questo senso, Salmè, ricordiamo qual è la sua posizione? No, sicuramente a favore della rigenerazione urbana di Borgo Stazione, poi si può discutere sul campetto di basket o meno, anch'io sono contrario a quel campetto di basket, non aveva alcun senso, cioè su questo si possono avere opinioni differenti, ma sul fatto che Borgo Stazione abbia bisogno di una riqualificazione urbana, rigenerazione urbana, è senz'altro vero, quindi assolutamente a favore. Però vedi anche questa novità, adesso i giornalisti hanno avuto, bravi loro,
e questa anteprima, ma anche queste cose, le commissioni consigliari, adesso la consigliera Capozzi ce lo dirà per la Regione, a cosa servono se arrivano sempre dopo? Cioè dov'è il rispetto? Perché queste sono informazioni che sono state date da qualcuno in giunta, no? Cioè, credo, anche rispetto al trasporto pubblico, l'Amirante aveva fatto aggiornamenti in tal forse senso. Forse l'Amirante, insomma, sì, ma sì. comunque voglio dire, il rispetto istituzionale, prima vengono le commissioni, prima viene il Consiglio Comunale e poi si mandano i comunicati stampa. Capisco di essere un po' un illuso, perché sì, in effetti sono un illuso, però così si dovrebbe procedere, perché se no è tutto uno strappo, è tutto un teatrino, un fatto di posizionamento politico, mando il comunicato stampa, do soddisfazione a quel comitato, l'altro che mi dà fastidio perché magari mi irritano, da quelli non ci vado, cioè siamo amministratori, cioè bisogna un attimino elevarsi, abbiamo una funzione che ci obbliga ad avere una visione, come dire, più lontana, più larga rispetto a quella dei comuni cittadini. E come commenta consigliera Maria Rosaria Capozzi, la consigliera regionale si era espressa su queste ultime novità alcuni giorni fa, aveva fatto un po' il punto una settimana fa circa, non vorrei ricordarmi male, comunque un tema molto sentito, anche quello della circolazione, che possa raggiungere il più possibile il centro storico, queste nuove linee sono un tema molto sentito, chiaramente dalla popolazione in particolare anziana. Che tra l'altro dovrebbe, mi scusi la Capozzi, dovrebbe semplicemente restituire quello che abbiamo perso tagliando l'arteria principale della linea 1, perché questo è il problema. Eccole qua. Prego Capozzi. Allora, sul fatto che ci debba essere una dialettica all'interno delle istituzioni, il collega Salmè sfonda un portone aperto, perché sono pienamente d'accordo, non si può uscire con delle dichiarazioni pubbliche senza che a quelle siano state precedute delle commissioni, dei confronti o comunque anche una semplice informazione rispetto a quella che sarà l'azione politica di lì in avanti. Per quanto riguarda la riqualificazione di Borgo Stazioni, io sono pienamente d'accordo, parliamo di una zona che presenta delle criticità e l'unico modo per riqualificarlo è quindi intervenendo dal punto di vista ambientale, di riqualificazione, di vivibilità di quegli spazi e in regione avevamo anche perorato questo progetto o comunque quest'idea, perché mi pare che non ci sia ancora un progetto all'atto pratico, ma nell'assestamento di luglio c'era stata la volontà di non voler finanziare quella parte, a nostro avviso non c'è stata la volontà politica e questa è una cosa che è stata confermata anche nel mini assestamento adesso di ottobre, dove il collega Martinez aveva presentato un emendamento proprio per la riqualificazione di Borgo Stazione, ma sottoscritto da tutti noi, compresa anche da me, e quell'emendamento è stato bocciato, quindi ci ritroviamo da parte di una giunta che fa delle scelte rispetto anche a progetti che condivide o meno, ecco, e per ora quelle che sono le sue priorità anche sulla base del colore politico rappresentato da chi li avanza. Allora, io vi richiamerei a proposito di Borgo Stazione, presenza di migranti, di stranieri, insomma uno dei temi caldi anche di queste ore è un po' questa conferma rispetto alla sospensione di Schengen o meno, è attualmente in vigore la sospensione, era circolata anche attraverso la stampa ieri la notizia che si prevedeva con un nuovo anno di ripristinare Schengen al confine italo-sloveno, ma oggi appunto la precisazione anche di Ciriani ha detto per ora non se ne parla, il ministro condivide la linea con Piantedosi, i controlli hanno dato ottimi risultati contro gli ingressi irregolari, ma insomma i tempi non sono ancora maturi, è stato precisato, non ci sono, stando al ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani, i numeri, al momento conferme ufficiali su questa eventuale sospensione di Schengen, questo a seguito del confronto, quindi i controlli al momento permangono, sarà da vedere come si svilupperà chiaramente la situazione nell'ottica di Go 2025, anche questa della riapertura, sarà un tema da affrontare, anche simbolico.
Controlli che continuano, come giudica lei la situazione rispetto al flusso migratorio? Bene ha fatto il governo a mantenere i controlli al confine. Il tema della lotta alla clandestinità è fondamentale ormai per tutte le nazioni europee, non soltanto, anche per gli Stati Uniti. Verifichiamo quanto è importante quel tema in piena campagna elettorale presidenziale. Vede, c'è un fatto ormai, no? Le migrazioni di massa sono state connesse col tema della globalizzazione, no? Perché lo abbiamo visto. Ormai siamo in epoca di deglobalizzazione. Tutto il mondo si va dividendo in blocchi continentali, eccetera, e abbiamo visto anche una diminuzione dei flussi migratori quest'anno rispetto all'anno scorso. Ma sa per quale motivo? Qual è il principale? Non tanto una parte per i controlli, perché l'Europa ormai non traina più dal punto di vista economico, non scelgono più l'Europa. Quindi ormai quelli che sostengono l'immigrazione di massa sono già contro il tempo. Quindi il fatto di difendere i confini è una necessità impellente e che va nell'ottica di riparare ai guasti del passato. Quindi quelli che si pongono al di fuori di questa necessità si pongono al di fuori della contingenza attuale e anche del futuro. Capozzi, lei come la vede? Beh, la sospensione del trattato di Schengen è piuttosto anacronistica. Però quando è stato avviato questo processo noi del Movimento 5 Stelle non ci siamo mostrati contrari, anche perché era stato prospettato per un discorso di sicurezza, perché si temevano possibili attentati e quindi da quel punto di vista non potevamo essere contrari. Però siamo sicuramente per la temporaneità della sospensione, soprattutto per tutelare tutti i lavoratori trasfrontalieri che sono tantissimi e che ogni giorno si ritrovano quindi ad affrontare quelle che sono le difficoltà dei controlli, quindi quantomeno che si venga creata una corsia preferenziale per loro, e ci auguriamo che questa misura comunque sia circoscritta come era nelle prerogative iniziali nel tempo. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, guardi, chiunque passa il confine, tutti quanti noi sappiamo che non c'è nessuna difficoltà per i trasfrontalieri, ma qua noi dobbiamo renderci conto che dalla rotta balcanica sono arrivate un sacco di persone che sono uscite dalle carceri e dai manicomi di tanti paesi. Quindi noi non possiamo far correre questo rischio ai nostri cittadini. Quindi è un dovere il fatto di controllare i confini, non è una possibilità, è un dovere, quindi bene fa il governo in questo caso. Vi chiedo anche un commento rispetto a questo rapporto realizzato da un organismo del Consiglio d'Europa, l'ECRI, riguardante eventuali forme di razzismo e diritti civili. Un rapporto UE attacca l'Italia, leggiamo, da polizia e politici posizioni xenofobe, il documento dall'ECRI, la Commissione contro il razzismo, Mattarella che esprime stima e vicinanza alle forze dell'ordine. Dunque il Consiglio d'Europa, si spiega in questo articolo, ha spiazzato l'Italia con la pubblicazione di un duro rapporto stilato dalla Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, composta da 46 esperti indipendenti, uno per paese membro. Stando al documento, la polizia italiana compierebbe profilazione razziale nel corso delle sue attività, soprattutto nei confronti dei Rom e delle persone di origine africana, mentre la politica negli ultimi anni sarebbe diventata, appunto, stando a questo rapporto, sempre più xenofoba, con un dibattito pubblico considerato dai toni divisivi su stranieri e LGBT. Quindi voi come avete accolto anche questo studio, diciamo così? Capozzi, riparto da lei. Beh, per alcuni tratti l'ho trovato anche condivisibile. Ora lascio perdere la parte della polizia su cui non entro in merito e non so a quali aspetti abbia fatto riferimento la Commissione, perché ritengo che la polizia faccia un ruolo importantissimo e quindi, ripeto, io su questo dato non mi sento di fare delle considerazioni. Dal punto di vista politico, evidentemente, e questo lo abbiamo visto sotto gli occhi di tutti, ci sono sicuramente interventi che sono divisivi e per nulla rivolti all'integrazione, ma senza andare troppo lontano basta vedere proprio nella nostra regione a delle dichiarazioni fatte dalla sindaca Cisint, oggi europarlamentare,
che io stessa ho avuto modo di stigmatizzare pubblicamente e che di sicuro non vanno nella direzione né di favorire l'integrazione, ma soprattutto aumentano la diffidenza anche nei confronti di chi arriva nel nostro paese per contribuire alla nostra economia, anzi contribuisce alla nostra economia, vive stabilmente nel nostro paese e quindi ci sono varie dichiarazioni e variazioni politiche sicuramente che hanno questa spinta ed è sotto gli occhi di tutti. Lei come ha accolto? Appunto, c'è stato già anche le prese di posizione con Mattarella, ma anche la Premier, insomma tante rappresentanze politiche, spesso vicinanza chiaramente alle forze dell'ordine. Ma quello che ha espresso, allora intanto chiariamo che il Consiglio d'Europa non è l'Unione Europea. No, esatto. È un consiglio, è un'assemblea interparlamentare che raccoglie 46, aria fritta. Tutta aria frittata nel 40. Insomma è autorevole, leggiamo anche qua la storia dell'organizzazione. Guardi, questi qua sono, diciamo, è un organo rappresentanti di questi governi, non hanno alcun Però potere. insomma, visto che io guardiamo sono assolutamente assieme... convinto che in quel documento c'è una manina italiana. Comunque... Cioè, se noi andassimo a leggere il nome del rappresentante italiano troveremo la traccia di quel documento. È chiaro che commentarlo in così pochi dettagli non è facile neanche per voi. In ogni caso quello che è stato detto lì è una vergogna e la prova è il fatto che in questo momento, come lei giustamente ha ricordato, sono d'accordo in questo sia la Premier Giorgia Meloni che il Presidente della Repubblica, che ha subito telefonato al capo della polizia, perché quelle parole sono offensive nei confronti di centinaia di migliaia di uomini dello Stato che ogni giorno rischiano la vita, altro che definire profilazione razziale. Rendiamoci conto del pericolo che noi stiamo correndo. Quando un agente nell'esercizio delle sue funzioni per difendere altri cittadini è costretto a sparare e purtroppo ad uccidere una persona e quella persona che aveva aggredito col coltello 6 agenti viene beatificato, purtroppo è morto ma viene beatificato, mentre il poliziotto viene indagato e messo alla gogna mediatica da di molti organi di stampa e di associazioni, noi stiamo rischiando che le forze dell'ordine in un certo momento, in un certo giorno, si volteranno dall'altra parte non garantendo più la sicurezza ai cittadini. È questo che stiamo correndo, questo rischio. Io non lo voglio correre. Quelle parole, da quell'organismo l'Italia dovrebbe uscire fra un minuto, anzi un minuto fa, perché è vergognoso. Allora, a proposito di forze dell'ordine, di supporto, di aiuto, ci colleghiamo con il centro di Udine, con il nostro Alessandro Surza, perché ci sono aggiornamenti su un altro fatto di cronaca, una rissa che avrebbe riguardato almeno 5 persone, pare di origine straniera. Alessandro, dici tutto. Quando sei in play, Eccoci, ci siamo Alessandro. Sì, eccoci qua Monica, eccoci qua, ci siamo. Ribuongiorno a te, ribuongiorno ai tuoi ospiti e a tutti insomma coloro che ci stanno seguendo. Io e Omar Costantini abbiamo proseguito il nostro viaggio a cercare le notizie di cronaca nel Friuli, non solo. Da Santa Maria la Longa ci siamo spostati proprio in centro a Udine. Siamo sotto la porta di Via Manina, 2 passi da Via Manina, 2 passi dalla loggia di Udine. Perché ci siamo messi qua io e il mio caro Omar Costantini? Perché ieri sera, proprio intorno alle ore 20, martedì 22 ottobre, è scoppiata una rissa in centro Udine, proprio in loggia del Lionello, con 5 persone coinvolte, di cui sembrano essere tutte di nazionalità rumena, che hanno iniziato a urlare e sbraitare, spaventando di fatto anche la cittadinanza, che per qualche minuto è rimasta un po' impietrita e non riusciva, per esempio chi doveva passare in Via Manina aveva paura ad attraversare la strada proprio perché c'erano delle persone, di cui 2 anche a torso nudo, forse in preda magari all'alcol. Questo non lo sappiamo, può essere un'intuizione. Fatto sta che hanno iniziato a creare un bel disagio e ad intervenire per prima è stato l'Istituto di Vigilanza Mondial Pol, che ha provato appunto a sedare la lite, ha di fatto poi seguito le persone che, sempre urlando, si sono spostate dalla loggia proprio in Via Manin fino a Piazza Primo Maggio, dove di fatto la rissa è stata definitivamente sedata grazie all'aiuto richiesto proprio
in soccorso da parte della Mondial Pol, che aveva chiesto un rinforzo e di fatto è arrivata infatti la polizia di Udine. L'intervento quindi è stato poi concluso, prima come detto dalle guardie giurate, poi dalla polizia, dalle forze dell'ordine, che hanno impedito che il tutto degenerasse. Sono state di fatto prese, sono stati identificati 5 personaggi, di cui 2 donne e 3 uomini, che appunto adesso poi ovviamente dovranno rispondere di quello che hanno combinato nella serata, come detto, di ieri. Ripetiamo, nulla di grave, non risultano feriti, però insomma c'è stato questo episodio che ha un po' intimorito, come detto, coloro che, ripetiamo, erano le ore 20, quindi comunque ancora un po' di traffico in giro, ancora un po' di persone che camminavano, banalmente c'era, non era un'ora tarda della notte, quindi un po' di confusione, un po' di baccano, un po' di timori, ma alla fine, per fortuna, grazie al pronto intervento sia delle guardie giurate sia poi delle forze dell'ordine arrivate in soccorso, la rissa è stata sedata. Come detto, partendo dalla loggia si è arrivati fino in piazza Primo Maggio tra urla e schiamazzi. È tutto, Monica, a te. Grazie Alessandro, grazie anche Omar per la ripresa, e quindi una rissa che fortunatamente non ha causato feriti, ma neanche farla apposta. Appunto stavamo parlando delle forze dell'ordine, così come in altri settori, che più volte hanno denunciato un po' comunque necessità di un rafforzamento dell'organico, questo a carattere nazionale. Quindi non so se siano arrivati gli agenti che erano stati promessi. Io non ho più avuto notizie. Su questo neanch'io devo dire, ma questa è una riflessione a carattere generale, poi riguarda anche i vigili del fuoco, anche in altri settori. Gli ultimi minuti però che ci restano assieme, prima di rilanciare il nuovo break pubblicitario, vorrei dedicarli anche al tema dell'iter per il ripristino delle province nel territorio regionale. Ovviamente è stato riavviato, lo sappiamo, in Parlamento, si è ripartiti dalla Camera, e insomma questo del tema delle province ha creato anche qui di nuovo discussioni politiche, diverse prese di posizione. Lei, Salmè, insomma, è favorevole a un tipo di provincia tutta particolare per quanto riguarda qui il Friuli in particolare. Una provincia autonoma sul modello di una provincia autonoma del Friuli, sul modello di Trento e Bolzano, e che quindi sarebbe come garantire una regione al Friuli, tema che appassiona i friulani dai tempi di Tessitori, dai tempi della Costituente, e questo però col vecchio autonomismo friulano anti-triestino e anti-italiano non c'entra niente, lungi da me. I triestini sono nostri fratelli, nostri connazionali, come i veneti, come i trentini, come tutti. Ma garantire al Friuli una sua distinta autonomia e un suo ruolo in Italia, cioè nella conferenza delle regioni, che ormai è un organismo molto importante, avere il rappresentante del Friuli, secondo noi è una cosa assolutamente necessaria. E perché anche? Perché le motivazioni che portarono a questa regione bicipite, Friuli, Venezia Giulia, che erano nobili, perché avevamo il problema della Jugoslavia, il tentativo di annessione di Trieste, quindi abbiamo agganciato Trieste al Friuli, tutti questi motivi non ci sono più, fortunatamente. Viviamo in pace con la Slovenia, con i nostri vicini, sono tutti dentro l'Unione Europea, quindi quelle motivazioni geopolitiche internazionali non ci sono più e possiamo serenamente chiedere una regione distinta, o meglio una provincia autonoma distinta, così anche la regione rimane unita. Lei ha iniziato una raccolta firme per questo, però adesso in Parlamento, se non erro, l'aveva avviata, no? In Parlamento è iniziata questa legge per il ripristino delle province, 4 province. Noi utilizzeremo le provinciali come un referendum, non servono firme. Come reputa un eventuale ritorno invece allo status antecedente? Quelle competenze sono troppo limitate. Mi pare che sia a livello regionale che sia a livello nazionale si voglia aggiungere la competenza molto importante della pianificazione territoriale, perché che Trieste decida dove mettere i campi del fotovoltaico, dell'agrivoltaico, io preferirei che fossero i friulani a decidere sui propri campi. Il tema delle competenze rimane quello più delicato. Ricordiamo anche la posizione sua del Movimento 5 Stelle rispetto a questo ripristino delle province in regione. Capozzi. Noi siamo decisamente contrari, perché si vuole ripristinare per noi un ente che non serve un terzo livello che si viene a inserire a quello tra i comuni e la regione. Per noi non si risolve in un ulteriore contenitore,
Peraltro avevamo sollevato anche delle perplessità rispetto a questo, perché vediamo che i nostri comuni sono in sofferenza dal punto di vista del personale amministrativo, del personale specializzato, quindi abbiamo espresso anche la perplessità rispetto a come andranno poi riempite queste cattedrali, che rischiano appunto di essere delle cattedrali nel deserto. E peraltro vediamo in questo soltanto un ulteriore poltronificio, soltanto per soddisfare gli appetiti politici di questa o di quell'altra forza politica che in quel momento è al governo. Chiara la posizione, prego Salmo. Velocissimo, è esattamente il contrario, nel senso che anch'io sono un fautore di più poteri ai comuni, ma il fatto che la provincia autonoma del Friuli abbia come competenza l'organizzazione degli enti locali permetterà non soltanto di aiutare i municipi, ma anche dare una legge speciale a Udine. Udine, capitale del Friuli. In questo momento Udine può fare veramente poco, mentre Trieste abbiamo visto i finanziamenti che ha ricevuto. Domani non sarebbe così. Questo rispetto a... Ma facciamo dei discorsi un po' diversi che investono anche secondo me profili diversi, perché lei consigliere sta facendo riferimento alla possibilità di creare una provincia autonoma, io invece sto facendo riferimento ad un discorso più ampio che attiene alla creazione, quindi al ritorno di questi contenitori su cui non siamo assolutamente d'accordo. Ecco. Se non si arriva alle province non potremo mai arrivare alla provincia autonoma, no? Questo è chiaro. Va bene, le posizioni restano distanti, l'abbiamo capito, i minuti come sempre sono volati velocemente, comunque insomma abbiamo dibattuto su vari aspetti, è stato interessante il vostro confronto, grazie allora a Stefano Salmè di Liberi Elettori, grazie anche a Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, buona giornata. Noi